La Vernaccia è una delle eccellenze enogastronomiche dell'Oristanese, un vitigno salvaguardato già in epoca giudicale e oggi conservato e promosso dai produttori riuniti in una cooperativa che ha ottenuto per il prezioso vino la denominazione di origine controllata. Buongiorno, enologo Renzo Panetto, direttore tecnico della cantina sociale della Vernaccia di Oristano, società cooperativa sorta nel 1953 sino ai giorni nostri con la produzione principale di uva Vernaccia. Nell'ultimo decennio la produzione si è diversificata, producendo non solo Vernaccia ma anche altri vini DOC della Sardegna come il Canonau e il Vermentino. La nostra produzione non si basa esclusivamente solo sulla Vernaccia, ma nell'ultimo decennio la cantina ha prodotto anche altri vitigni DOC della Sardegna come il Canonau e il Vermentino e si è concentrata nella valorizzazione di alcune uve autoctone come l'Agnadera, dal quale otteniamo sia un vino rosso che un vino rosato. La produzione attuale di uve nel 2015 è stata di circa 5.000 quintali di uve. Da queste si ottengono sui 3.700 ettolitri di vino. La commercializzazione avviene in campo regionale, in campo nazionale e in campo estero. Se andiamo all'estero, soprattutto nei paesi della comunità come la Germania, la Svizzera, l'Inghilterra, Olanda, con qualche approccio anche nei paesi asiatici e in America. Abbiamo mediamente un incremento annuo dato questa svolta che è avvenuta, come dicevo prima, un decennio fa, della diversificazione della produzione, del circa 8-10% del nostro fatturato. Oggi fatturiamo circa 1.200.000 euro di vendite, abbiamo anche un canale di vendita locale nel nostro punto vendita e un altro in centro città ad Oristano, dove vendiamo del vino sfuso sempre di produzione di questa cooperativa. I soci conferitori sono circa una cinquantina principali, anche se gli iscritti sono molto di più, e attualmente la cooperativa sta godendo di un periodo di buona stabilità economica e sociale. La Vernaccia è particolare perché il suo processo di affinamento e di invecchiamento avviene in maniera un po' diversa dal classico sistema di tutti gli altri vini, dove la barrique, qui abbiamo barrique da 225 litri, nell'invecchiamento normale, nell'affinamento normale dei vini rossi soprattutto, la barrique è sempre piena e viene settimanalmente colmata perché non deve esserci dello scolmo, perché l'ossigeno può creare dei problemi. Contrariamente invece nella Vernaccia le sue peculiarità della sua qualità derivano proprio dal processo di ossidazione e quindi dalla conservazione della barrique scolma. I fautori di questo processo particolare e unico sono dei lieviti particolari che creano un film sulla superficie scolma del vino e questo film ha tutta un'azione biochimica di scambio con l'ossigeno esterno della barrique, dalla parte scolma, dove avvengono dei processi particolari e unici che sono caratteristici di questo vino, che gli danno il suo aroma unico. La nostra storia recente della nostra regione ha visto investimenti mastodontici nella chimica, nell'industriale, sporadici tentativi turistici, insomma tutti poi andati a vuoto, con cattedrali nel deserto che sono ancora lì e rappresentano questi errori purtroppo fatti negli anni passati. L'agroalimentare, che è il carattere principale della nostra regione, della sua storia, rappresenta la sua storia, la sua immagine, soprattutto da portare all'estero, è fondamentale per la crescita della nostra regione. Quindi agroalimentare abbinata al turismo dovrebbe essere il nostro fattore economico principale per il futuro. L'abbinamento con la Sardegna è un momento storico ormai che supera i 500 anni, perché da sempre la Vernaccia è prodotta in questo territorio, ci sono referti nel periodo dei Fenici, ma adesso con le ultime scoperte fatte negli scavi di Montibrama
si parla di ritrovamento di semi di uva proprio nelle tombe dei giganti, e quindi si perde nella notte dei tempi la storia dell'uva e della vernaccia in particolare in questo territorio. L'abbinamento con la Sartiglia è importante perché è un momento di divulgazione della nostra cultura e della nostra identità storica, soprattutto dell'oristanese, e quindi il miglior abbinamento di quello con la vernaccia non ci può essere.